Un ulivo anche per ricordare il dolore e il sacrificio di molte famiglie montebellunesi. Sì, certo, 57 morti corrispondono a 57 famiglie, a oltre 200 persone legate appunto da vincoli di parentela molto stretta con queste persone. Persone che hanno sofferto assieme a queste persone che hanno ovviamente in ospedale, curati in ospedale e che non ce l'hanno fatta, per cui persone che hanno sofferto di non poter essere vicine al loro caro, come anche tutte le persone ricoverate non potevano assolutamente avere contatti con l'esterno, per cui delle morti veramente tristi, estremamente tristi, perché chiaramente morire da solo in un letto d'ospedale senza nessuno vicino tranne il personale sanitario penso che sia una delle cose peggiori. Ma io dico sempre che questa è una guerra, è come morivano i nostri soldati al fronte da soli al limite vicini ai loro commilitoni, ma senza poter vedere un familiare eccetera, è assolutamente da paragonare a quella situazione, ecco. Lunedì rientreremo in zona arancione. Qual è la situazione attualmente a Montebelluna Covid? Attualmente la situazione rispetto a ieri sono aumentati i positivi, tra positivi e persone in isolamento fiduciario, sono aumentati di 50 unità. Questo mi preoccupa perché negli ultimi 5-6 giorni il numero dei positivi e in isolamento fiduciario era sostanzialmente stabile. Proprio da ieri a oggi il bollettino che mi è arrivato stamattina dà 50 persone in più e penso che il trend sia ulteriormente in aumento, perciò era inevitabile che fosse creata una zona arancione a Montebelluna, come peraltro in tutto il Veneto. Lunedì riapre infatti il reparto Covid. Lunedì almeno ho saputo dal direttore generale che mentre appunto non c'erano più pazienti Covid a Montebelluna, in quanto venivano trasferiti appunto a Vittorio Veneto o a Treviso, essendo questi reparti ormai colmi, da lunedì prossimo verranno aperti 20 letti, riaperti 20 letti qui a Montebelluna. C'è anche l'aspetto che riguarda l'economia della città. Certamente, purtroppo questo è uno degli aspetti peggiori, perché chiaramente chiudendo esercizi pubblici eccetera eccetera ci sarà una grande difficoltà. Io mi auguro appunto che arrivino i benedetti aiuti statali come promessi, perché chiaramente tra il pagare i dipendenti, tra l'altro ho saputo che la cassa integrazione viene prorogata fino al 31 dicembre, questo mi sembra una buona cosa, però certamente non potendo lavorare è chiaro che ci sarà un periodo di sofferenza importante. Mi auguro che la zona arancione duri 15 giorni, mi auguro che tutti i cittadini stiano assolutamente alle regole, perché è l'unico modo effettivamente di poter chiudere questo discorso, assieme ovviamente ai vaccini che dicono stanno arrivando in grande numero e di conseguenza questo ci dà una buona speranza. Il centro frazionale di Busta è pronto ad accoglierli. Il centro frazionale di Busta è pronto ad accoglierli, ovviamente devono arrivare i vaccini. Io stesso come medico mi sono proposto di andare a vaccinare il sabato e la domenica, perché sono 2 giorni nei quali posso dare la mia disponibilità. Mi auguro che arrivino quanto prima molte dosi di vaccino.